Questa proposta dice che la sperimentazione, e cioè la gestione mista pubblico-privata, deve proseguire per altri 30 mesi affinché in questi 30 mesi si prepari il dopo sperimentazione, cioè si stabilisca come si stabilizza la situazione, se si continua a gestire con una società mista pubblico-privata, se si va su altre strade, ma lo si deve preparare, perché purtroppo in questi ultimi 5 anni, la sperimentazione era scaduta nel 2009, la giunta regionale non ha mai preso nessun provvedimento, non ha preparato il dopo sperimentazione. Ha fatto una delibera a marzo che dice chiusa la sperimentazione. Chiusa la sperimentazione vuol dire, se non c'è il dopo, vuol dire chiuso il Codivilla Putti. Noi vogliamo che il Codivilla Putti rimanga aperto perché è un elemento di prestigio per tutta la sanità veneta, per Cortina e anche per il sistema sanitario italiano, perché nella cura dell'osteomielite il Codivilla Putti è primo in Italia. Hanno firmato anche rappresentanti di altri gruppi, il secondo firmatario è il mio collega Matteo Toscani, quindi io spero che si raggiunga il numero necessario per poter avere la maggioranza in Consiglio e approvare questo disegno di legge. Sul Codivilla siamo convinti che la gestione mista sia una gestione che ha funzionato, un atto di buon governo in questi ultimi 10-11 anni, quindi non capiamo perché adesso dovrebbe cessare l'attività ed essere smantellata e quindi ripartire da zero. Il nostro comitato, che ha ben 5.000 aderenti, si è sempre battuto perché rimanga, fin dal 1979, perché il Codivilla Putti rimanga l'istituto di eccellenza per la TBC ossea e l'osteomielite, e continueremo a batterci perché nessuno cerchi di portarlo via.